Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale, veloce, Tomé dei Greppi al pari di Sunrunner, ma si getta di galoppo Sunrunner. Qualche problema ad anche qualche altro concorrente, intanto di dentro è Vassallo che ha cercato di rientrare l'avversario, ma alla fine Tomé dei Greppi con Maurizio Visco passa in vantaggio. 15-3 i primi 200 metri, passaggio davanti alle tribune, Tomé dei Greppi su Vassallo, poi Tornatore Griff a precedere Nicchio DR, Osiri Deron, poi Rubensen, mentre di fuori Victor Trio, 400 in 31. La mette sul ritmo Maurizio Visco con Tomé dei Greppi. Si trascina Vassallo, poi a una lunghezza segue Tornatore Griff, 600 in 45,7. 15,6 la frazione della curva, retta di là. Sempre in vantaggio il figlio di Giuliano Star con in schiena Vassallo, Tornatore Griff che cerca di ricucire il grep seguito da Nicchio DR. Mentre all'esterno Victor Trio cerca di avanzare gradatamente e la sua schiena è presa da Osiri Deron. Il giro in 1-1-2. Siamo sulla curva con in vantaggio sempre Tomé dei Greppi davanti a Vassallo. Victor Trio gradatamente avanza sul battistrada, chilometro in 1,17 appena abbondante. Osiri Deron in schiena, Victor Trio, secondo passaggio davanti alle tribune, si gira Maurizio Visco, vede al suo esterno Victor Trio pedinato da Osiri Deron, sempre Vassallo lì secondo alla corda, 15-2 qui davanti alle tribune. Siamo sulla penultima curva, in terza posizione sempre Tornatore Griff a precedere Nicchio DR, poi sposta all'esterno anche Rubensen, ma Nicchio lo anticipa, curva passata in 15-3. Tomé dei Greppi che resiste alle bordate di Victor Trio, poi Vassallo sì, sempre lì dietro ai due, ora si fa più insistente il figlio di Nadal Shiba e mette mezzo cavallo davanti, viene stappato Tomé dei Greppi, cerca di reagire con l'aiuto della curva e rientra l'avversario mentre si prepara Vassallo, invece Osiri Deron si è buttato lungo la corda, l'errore di Vassallo Numero 1 ai Vassallo 250 finali, squalificato. con Tomé dei Greppi che ha respinto il primo attacco da parte di Victor Trio, retta d'arrivo, è stanco Tomé dei Greppi, ma Victor Trio ci prova, Tomé contro Victor, ultimi 50 metri, ci prova ancora Victor, ma Tomé dei Greppi probabilmente si difende da Victor Trio al terzo, Osiri Deron, lento l'arrivo in 15-6, ma probabilmente l'allievo di Vincenzo Ferranti è riuscito a mantenere qualcosina, molto sollecitato da Maurizio Visco che ne è stato l'interprete. Rivediamo gli ultimi 50 metri, Tomé dei Greppi cerca di difendersi da Victor Trio, vediamo l'arrivo e probabilmente è proprio Tomé dei Greppi che si difende di una mezza testa sull'ultimo affondo di Victor Trio. Così è, mentre al terzo Osiri Deron, quindi la vittoria per Tomé dei Greppi, Maurizio Visco, il treni di Vincenzo Ferranti, colori di Lucia Pasqualini, la quota per il figlio di Giuliano Star 8,73, buon secondo comunque Victor Trio che sembrava prendere la meglio ai 400 finali, ma dopo con molto coraggio gli è rientrato Tomé dei Greppi che si è difeso, mentre terzo Osiri Deron, ed è proprio tutto per questa settima dall'Arcoveggio e anche per il convegno di oggi. L'appuntamento è per domenica prossima.